Scuole chiuse fino al 15 marzo per arginare la diffusione del coronavirus e questo è il provvedimento che più fa discutere nelle ultime ore. Da un lato famiglie costrette a riorganizzare la gestione dei figli e dall'altro istituti che predispongono lezioni a distanza in modo da continuare il più possibile regolarmente il programma. Ma di fronte alla decisione del governo i cittadini si dividono. Io so che è un grande peso per le famiglie sicuramente, però se questi sono i provvedimenti per essere più certi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettarlo di buon umore. Non è che siamo felici di questo, però se questa è per la nostra salute speriamo che si risolva comunque questa cosa. Ce l'auguriamo tutti. Noi siamo maestre di asilo e quindi sicuramente non è un momento, diciamo, di normalità, sicuramente. Da una parte c'è il momento di prevenzione, quindi sicuramente sarà utile per certi versi. Nessuno ci sta aiutando, quindi come privati siamo presi veramente molto male. Ma a pesare è proprio la gestione dei figli. Sono a casa, quindi non sto lavorando e mio marito lavora e quindi diciamo ci dedichiamo al 100% a loro sicuramente e non glielo facciamo pesare. Abbiamo la possibilità di gestire perché abbiamo le nonne che ci aiutano e riusciamo a gestire anche la situazione lavorativa. Intanto istituti e docenti si adeguano alla situazione con lezioni ed esami online. Ieri ho avuto un esame praticamente per via telematica e dall'inizio era un po' imbarazzante, però si fa. Noi seguiamo i corsi online delle lezioni e per quanto riguarda gli esami abbiamo una mini sessione a fine marzo che non si sa ancora se verrà spostata o meno. Staremo a vedere per i nuovi aggiornamenti. Ci stiamo organizzando i vari studi, comprese le nostre professoresse stanno organizzando anche delle video lezioni oppure tramite Classroom, che è una specie di classe virtuale. Noi stiamo studiando da casa su una piattaforma online.